Eccoci tornati in studio, puntata speciale di Tutti in Campo Spogliatoi in questa serata di Pasquetta per parlare, lo vedete ancora in sovraimpressione, della riforma dello sport, di quello che ha portato in termini di novità e soprattutto di problemi. Ne stiamo parlando ampiamente con tutti i nostri ospiti in studio. Si era detto, Presidente Ponchio, torno da lei, Presidente del CONI del Veneto, nella prima parte di tutte le incombenze che adesso spettano alle società, alle federazioni e non solo. E qualcuno da casa potrebbe anche pensare, ma perché gli sportivi, i presidenti, i dirigenti si lamentano di tutte queste incombenze? Preferivano fare un po' come era prima, dove non si sapeva che cosa accadeva, magari i pagamenti avvenivano in modo un po' particolare. Che cosa sta accadendo? Accolgo molto volentieri il suo invito provocazione, ma non accolgo non si sapeva benissimo quello che si faceva. C'era un tipo di regolamentazione che prevedeva che fino a un certo reddito, chiamiamolo reddito, di prestazione sportiva, non era lavoro, di collaborazione, 10.000 euro, prima erano 7.500, poi portate a 10.000, iniziata nel 2000 questa normativa, era esentasse. E su questo si reggeva, perché poi 10.000, tetto 10.000, da 0 a 10.000, si reggeva lo sport dilettantistico in Italia. Ora questa riforma anche a giustificazione ha detto: ma noi vogliamo mettere a regime, in regola, tra virgolette, dei lavoratori che in questo momento non hanno tutele. Allora ci mancherebbe altro. Se un'azienda ha dei lavoratori in nero, io sono il primo a dire che debbono essere tutelati e messi a norma. Se nello sport ci sono operatori che arrivano a percepire nell'arco di un anno delle cifre che possano essere assimilabili a uno stipendio, e faccio riferimento a quello che diceva il segretario generale del calcio annuale, assimiliamolo come soglia a quello del reddito di cittadinanza più o meno, o a uno stipendio medio, allora dico consideriamo anche gli oneri fiscali, tributari, assicurativi, INPS, eccetera. Ma se parliamo di 5.000, la soglia attuale esentasse per finta, perché le tasse ci sono per le società che erogano questi contributi, o 15.000 in cui c'è poco da pagare, ma non sono espertissimo, ce lo dice l'avvocato Stivanello, poi questi contributi da 5.001 a 15.000 sono sprecati. Non è che poi questi lavoratori, operatori, istruttori che lavorano nelle società e che percepiscono, mettiamo 14.000 euro all'anno, i relativi contributi che stanno alla base non matureranno mai una pensione. Sono soldi sprecati per chi li eroga alla società, sprecati per chi li riceve, perché non matureranno pochissimo, ma qui chiedo aiuto all'avvocato Stivanello. Ma questo per dire che se invece il reddito sportivo ha una quantità di denaro assimilabile a uno stipendio di qualsiasi lavoratore, e allora siamo d'accordo anche noi, mondo dello sport, che ci sia una contribuzione, che venga regolamentato. È il sotto che noi contestiamo, quello che era la base che sosteneva lo sport in Italia. Che in percentuale è sul totale? Percentuale è tantissimo. Per capire. È tantissimo. Posso dare sì, ci sono due dati tecnici che abbiamo che arrivano proprio dall'Agenzia delle Entrate. Prima diceva il Presidente delle CU. Le CU si facevano anche con i vecchi compensi sportivi, quindi c'è tutta questa platea, tutto questo popolo di collaboratori che fino al 2023, fino al 30 giugno 2023 avevano percepito queste somme, che sono state in qualche modo censiti dall'Agenzia delle Entrate tramite le CU.
I dati dell'ECU del 2019, quindi parliamo dell'anno prima del Covid, quando probabilmente l'attività era a pieno regime, ci raccontano che se vado a memoria, l'82% di questi collaboratori stava sotto i 5.000 e solo l'1 e qualcosa stava sopra i 15.000. Quindi ecco, per ricollegarmi a quello che diceva il Presidente, abbiamo una stragrande maggioranza di collaboratori sportivi, possiamo incanalarli, qualificarli oggi ancora così, che oggi sono diventati lavoratori, e questo comporta tutta una serie di oneri e di conseguenze aggiuntive. Abbiamo una fascia oggi intermedia che è quella dai 5 ai 15.000 euro annui, per la quale non sono previste imposte ma solo contributi in maniera ridotta su un imponibile temporaneamente fino al 2027 ridotto a metà. Questo significa sicuramente pagare poco, quindi significa dare un risparmio alla società, ma significa anche, come ha sottolineato il Presidente, non avere nessun tipo di previdenza, non c'è nessuna tutela effettiva per il lavoratore, perché poi stiamo parlando del resto di lavoratori che vanno a percepire 7.000, 8.000, 9.000, 12.000 euro l'anno, effettivamente non è assimilabile a una prestazione lavorativa in senso stretto, e quindi il rischio è quello di avere nella bilancia gli oneri e gli adempimenti che pesano molto di più rispetto ai benefici e alle tutele che possono avere questi collaboratori. Francesco, ti leggo un messaggio da casa. Sì. Bisogna però essere sinceri, finora giravano soldoni non tassati né senza contributi, un piccolo contributo ai fini di fiscalità generale mi pare sia opportuno. Questo è insomma uno dei commenti che si leggono anche da casa. Patrick. Allora, io direi che lo sport in genere ha sempre fatto tanta socialità, quindi come diceva il professor Ponchio, il presidente del CONI, non, secondo il mio punto di vista, come in tutte le ditte, le aziende, cioè non, né più né meno, perché penso che noi, almeno in Veneto, abbiamo raggiunto un'efficienza organizzativa, ma anche un'ottima macchina economica, e sotto questo punto di vista le società erano abbastanza organizzate. E sicuramente per una sostenibilità diversa abbiamo un dato che sappiamo, tutti i calciofoni ce l'hanno in mano, che è inversamente proporzionale tante società non si iscrivono, quindi abbiamo una diminuzione delle società, ma abbiamo un aumento dei tesserati. Quindi questo è un dato importante per le nostre società. E poi volevo ricollegarmi al Presidente, oltre ai bandi con le amministrazioni pubbliche e con le PA, le società al giorno d'oggi, negli ultimi 10 anni, si stanno anche prendendo sul groppone tutti quegli oneri, tutte quelle spese di gestione impiantistica che prima, bene o male, un comune contribuiva in parte a ristorare le spese. Adesso vedo che fanno i bandi, le amministrazioni pubbliche consegnano questi impianti alle nostre società e le nostre società devono fare manutenzione ordinaria, straordinaria e più magari, se ci sono problemi a livello sicurezza, a livello certificazione, devono anche prendersi l'onere per riuscire a sistemare, per poter poi giocare garantendo i loro tesserati. Questo non lo trovo giusto. Trovo giusto che l'amministrazione pubblica dia veramente dei contributi sostanziosi, sostanziali a queste persone. Se da un lato abbiamo la riforma, da un altro lato la sostenibilità deve garantire comunque lo sport, perché lo sport, come diciamo sempre, è di tutti e per tutti. No, il punto, anche in riferimento al messaggio, è che da questa parte della scrivania vedi che lo Stato non sta prendendo di più, cioè non è stata messa il mondo dello sport nelle condizioni di tassare i suoi collaboratori sportivi in modo che anche loro, anche se prendono poco, contribuiscono, perché è giusto che tutti possano pagare le tasse.
Non è così. Cioè, sono i redditi, visto che sono tutti redditi modesti, chi prende tanto, noi non abbiamo nemmeno chi arriva a questi importi a 15.000 all'anno, siamo tutti molto più sotto, e tutti quelli che conosco siamo molti più sotto, questi erano esenti e sono esenti. Quindi non stiamo parlando di aver tassato chi prima non pagava le tasse, abbiamo colpito le società sportive costringendole ad una serie di adempimenti del tutto inutili su portali che non funzionano e che hanno eliminato però dalla possibilità di includere in questo novero di collaboratori delle figure che dentro la società sono frequentissime, anzi necessarie, queste che non possono più, ex legge ha deciso il decreto legislativo che non sono più collaboratori sportivi, se vuoi essere a norma li devi assumere come un normalissimo lavoratore dipendente. Questo è stato il problema. Poi c'è un altro E non esiste. Giuseppe. Un altro particolare. Io sono segretario. Volessi fare il segretario per 3-4... Non c'è un codice partita IVA per segretario di calcio, eccetera. E allora, cioè, dove andiamo a parare? Io voglio fare segretario per 6-7 società di calcio, mi prendo il mio studio con 3-4 persone, dove è la partita IVA? Come Esatto. mi iscrivo? Chi fa la sua situazione viene messo nelle condizioni di Esatto. aprire partita IVA, Esatto. che per alcuni anni sei in esenzione Esatto. IVA e poi comincerai Con a che fare codice? fattura aggiungendo Ma l'IVA. idem i calciatori, perché Certo. anche idem i calciatori, io voglio prendere di voi, Ma faccio partita la IVA. situazione secondo me è molto chiara, nel senso che si sta trasformando le ASD in società di servizi. Sì. Questa è la realtà di fatto, perché alla fin fine questo si è venuto a creare. Anche perché metto un altro carico di questa riforma, che è lo svincolo, che qui non si è Lascia parlato. perdere. Ma nel momento in cui noi andiamo a incidere dal punto di vista economico per una variazione dei vari contratti di collaborazione, che adesso non sono più collaborazione ma sono dei contratti di lavoro veri e propri, come si diceva prima, con una serie di adempimenti importanti, dove si fa fatica al giorno d'oggi a trovare una persona che dica almeno posso interessarmi a fare il presidente di una ASD, perché ci vogliono veramente degli eroi al giorno d'oggi, perché questa è la realtà di fatto. Arrivano le professioniste e ti portano via i giocatori, tu hai Esattamente, investito, quindi nel momento in cui si aveva un rientro, mondo sportivo esatto, che si era autoregolato nel corso degli anni, si è andato a sconvolgere questa regolamentazione, incidendo su due aspetti molto, molto importanti, che sono quella della crescita tecnica, oltre che umana ovviamente, dell'atleta, e nel momento in cui l'atleta stesso di anno in anno può cambiare casacca, e questo personalmente lo reputo sacrosanto, perché la libertà delle persone è assolutamente sacrosanta, ma va a incidere in modo molto ma molto importante su quelle che sono le disponibilità anche delle stesse società, anche solo banalmente nella gestione e nella calendarizzazione delle proprie attività, perché io posso avere una squadra, parlo delle mie categorie, under 13 di 40 persone un anno, l'anno successivo mi strutturo per poter avere 2 squadre di under 14 e l'anno successivo mi trovo con 10 ragazzi invece che 40, perché appunto con questa modalità i ragazzi possono andare ovunque. Certo. Quando lo ritengono più opportuno. Le federazioni stanno cercando di normarsi in modo opportuno, ovviamente. La mia federazione ha perseguito la strada ovviamente di garantire la massima libertà a tutti, come è corretto che sia. Certo che questa è un'incidenza importante anche per le società, che va ulteriormente ad aggravare una situazione, come dicevano prima i miei dirimpettai, che è assolutamente di un'incredibile instabilità e dove non si è inciso appunto in modo importante anche con una contribuzione che potesse dare un contrappeso, come in una bilancia, su quelle che sono le cose che tolgo e le cose che inserisco. Stagione 20-21, ti faccio un esempio, e 21-22, 605 giovani calciatori sono stati con le professioniste. Hai avuto il tuo riscontro, quello che può essere, adesso ti trovi che se dopodomani finisce la stagione, un anno di tesseramento, perché poi decadono tutti gli svincoli nel 2025, che cos'è? E tu come società
che hai lavorato, se hai cresciuto l'atleta, non becchi niente. E questo deve impuntare la Lega. La Lega Nazionale Dilettanti ha 1 milione e detto più tanti tesserati. Le società sono 11.282. Batti i pugni a Roma. Perché a Roma la Lega Nazionale Dilettanti con i voti e tutto il resto fa peso. E se tu a un certo punto blocchi un movimento di 1 milione di tesserati, voglio vedere cosa succede. Tu non puoi permettere alle società professionistiche di fare quello che vogliono ai danni di società dilettantistiche e ti portano via gli atleti. Scusate, posso fare una domanda al Presidente Ponchio? Perché dopo aver sentito tutte queste cose vorrei andare indietro di 2 anni, andare sul tavolo del governo e fare la domanda: cui prodest tutto questo discorso che abbiamo appena fatto? Urcala. Perché se ci Peccato siamo non detti... poter dire Ha fatto quello che la domanda penso. alla persona giusta. Perché mi Peccato perdoni, non se poter dire stiamo quello parlando che da penso. un'ora solo di problemi, non posso Ma pensare che siamo non devo fare carriera, la sadomasochisti. carriera ce l'ho dietro le spalle, dico e mi prendo la responsabilità. Questa è una legge che è nata ad personam, contro personam, pro personam. C'è un duello rusticano che si sta svolgendo in Italia tra vertici politici e vertici sportivi che hanno avuto per prodotto finito questa legge pessimissima. Questa è la realtà. Ma qualcuno deve intervenire. Qualcuno deve intervenire. Il mondo dello sport deve intervenire. Il mondo dello sport che deve avere la forza, in base a quello appena detto, di reagire, perché una legge che viene emanata e viene emendata 1, 10, 100, 1000 volte, vuol dire che è, come dico io, pessimissima. Sì, perché se sono poi modifiche di volta in un volta. ministro come Abodi, amico di tutti anche mio, come ho detto prima, si insedia dicendo non la cambio più e la cambia decine di volte, l'ultima volta la settimana scorsa, mettendo fuori una cosa cacofonica, ti obbligo a pagare i contributi INPS, governo, non guardo i colori del governo, non mi interessa, governo chi che sia, ma emano un concorso, come si dice, un bando, e metto a disposizione di chi ha pagato l'INPS, che è un obbligo, dei contributi per ristorare quello che hai pagato. Ammissione di colpa, vuol dire che quello che ti ho fatto pagare è una stroncatura. Strombazzata. Ecco, allora per questo dico che il mondo dello sport, e torno al mio intervento iniziale, deve avere la forza di consorziarsi. C'è qualcuno che sta pensando non a una modifica di questa legge, a una nuova legge. Sono dei grandissimi dirigenti dello sport che fanno anche politica ma fanno soprattutto sport, che sono professionisti vuol dire avvocati, commercialisti, che stanno pensando a una riforma funzionale allo sport. Se noi andiamo al governo con questa proposta, dicendo butta via quella, che tanto abbiamo visto che cos'è, è da pattumiera, e appoggiamo questa nuova proposta che è in lavorazione con 100.000, 500.000, 1 milione, ho sentito 1 milione prima, 1 milione, 2 milioni di firme di società, di rappresentanti del mondo dello sport, voglio vedere buttate sul tavolo se non si ottiene qualcosa di veramente nuovo, perché una frittata fatta male, per quanto la aggiusti, resta una frittata fatta male. Io ho fatto lo slogan inizialmente, non modificano iscrizioni, è andato avanti per un po', si era accollato quasi il Trentino, poi dopo il Trentino non partecipi, sono partiti poi tutti, perciò se vedi che non c'è collaborazione da qualche parte... Posso dire, quello che dà fastidio alle società è che nel mentre, quando sono partiti nel 2021, ma neanche nel dopo, nessuno ha pensato che questa era una riforma per le società, quindi nessuno è andato a sentire quelli che erano gli attori che si dovevano sentire, le necessità di queste persone. Cioè doveva essere una riforma che doveva essere migliorativa e non peggiorativa, perché questa riforma veramente sta mettendo in ginocchio, ma non solo le piccole società, anche le società, io definisco società dilettantistiche, per noi del calcio, dalla Serie D arrivare
ai piccolini all'attività di base. Tant'è che avete toccato lo svincolo. Beh, ci troviamo il prossimo lunedì, che forse dovremmo parlare perché la nostra preoccupazione è quella che quale società al giorno d'oggi investe ancora nel settore giovanile, nei giovani. Guardate che facciamo un servizio, fate un servizio, scusate, io no, ma voi lo fate, non solamente per i nostri ragazzi, per il nostro futuro e il nostro presente, ma per le famiglie, perché siete un collante in questo momento e nessuno lo capisce, perché a livello sociale questi ragazzini altrimenti sarebbero H24 a casa se non a scuola, e siamo un'agenzia non educativa, di più, perché abbiamo dei plus che potremmo stare ore qua a parlare. Però vi faccio i complimenti perché avete ancora il coraggio di andare avanti, nonostante tutte queste peripezie che il governo ci ha addossato così, senza nessun perché e senza sapere dove andremo un domani a parare. Secondo me, appunto, quello che dicevo prima, la società di servizi, la visione futura che si può avere in questo momento è quello che io mi iscrivo in palestra con tutto il rispetto per le palestre e ho un servizio. La stessa cosa in futuro potrà essere anche per i nostri ragazzi, ben consci che nel momento in cui io mi iscrivo in palestra e ho un servizio ho un costo. Il costo non saranno più i 500 euro o i 3,80 euro che diceva prima ad allenamento. Il costo a famiglia si ritorna a quello che diceva il presidente Ponchio non molto tempo fa. Negli anni 50, 60, 70 diventa elitario la possibilità di far fare sport ai nostri ragazzi. E perdiamo il valore sociale poi che è alla base di tutto. Perdiamo un valore sociale e di crescita immane per i nostri giovani che hanno la possibilità attraverso lo sport individuale, di squadra che sia. Io ho l'onore ovviamente di partecipare anche alle giunte con il professore, essendo membro di giunta appunto del CONI regionale, dove ci si confronta con altre realtà sportive oltre alla pallacanestro e si vede che effettivamente se andiamo a sommare tutte queste incertezze, chiamiamole così, anche se ormai sono delle certezze che stiamo vivendo al giorno d'oggi, ci troveremo a dover avere delle quote a persona, ad atleta tennis che saranno 80 euro al mese, 90, per 10 mesi sono 900 euro. Fai il nuoto e vai sulla cifra di 700-800 euro contro i 500 del calcio. Diciamo che queste cose qui poi andranno ovviamente ad essere incrementate di tutto il valore che prima veniva recuperato dalle società. Quello che diceva prima l'amico da casa, non si pagano le tasse, in realtà si pagano le tasse e si fa un lavoro sociale importantissimo che non veniva molto visualizzato in termini economici, perché i termini economici li conosciamo noi che ci occupiamo di sport all'interno delle nostre società e all'interno delle nostre federazioni. Anche le federazioni stesse, perdonami, hanno degli incrementi importanti di costi, perché parlo solo della nostra gestione arbitrale, come potete ben capire, abbiamo non più arbitri ma lavoratori sportivi. Ho 2 minuti, poi devo chiudere. Prima di concludere con lei, Presidente, volevo fare una domanda all'Avvocato Stivanello, perché di tutti i problemi che abbiamo citato non abbiamo detto di quello che è una cosa ancora in continua evoluzione. Abbiamo detto che il mansionario è uscito 2-3 settimane fa, le domande frequenti 10 giorni fa e sono 10 pagine di burocratese incomprensibile. Dall'estate scorsa sono usciti un sacco di aggiornamenti, decreti, novità. È finita qui o c'è ancora qualcosa che va definito? Non è finita qui, ci sono ancora decreti che devono essere emanati e che quindi mancano tutta una serie di indicazioni pratiche per poter portare avanti. Adesso non abbiamo il tempo di approfondirlo, ma a proposito della sicurezza, a proposito della tutela sanitaria dei lavoratori, manca un decreto importante, la privacy, e il registro, la protezione sui minori. Il registro funziona all'80%, abbiamo ancora tutta una serie di adempimenti e di funzioni che si dovrebbero fare col registro e che invece non sono operative. Questo crea confusione tra gli operatori che non sanno come affrontare anche i singoli adempimenti, e poi ormai noi ci siamo abituati, arrivano le proroghe postume, cioè quando una scadenza è già decorsa arriva un provvedimento che va a sanarla.
Un'altra cosa mi permetterei di dire, vista la difficoltà pratica, abbiamo avuto una moratoria degli adempimenti sul registro fino al 30 di dicembre. Dovrebbe anche questa essere pensata con dei termini un po' più lunghi, per dar modo alle società di capire meglio quello che devono fare. Se ci sono errori, avere tempo di rimediare. Certamente. Ecco. Presidente, le do veramente un minuto perché dalla regia mi stanno già tempestando. Io le chiedo solo per concludere, se non dovessero esserci modifiche, se non dovesse passare un'idea di modifica come lei ci diceva prima, lo sport dove è destinato? Lo sport ha in sé degli anticorpi così forti, grandi, grossi, che ha superato la pandemia del Covid-19, ha superato quella del scoppio dei costi energetici e avrà in sé anche la forza di superare questa pessimissima riforma. Ma questo, che è uno slogan, va condito con questa legge. Ha dentro vari settori, non solo quello del lavoro sportivo, quello del professionismo, dello sport al femminile, del vincolo, quello che ha inventato una ectoplasmatica SPA a fine di lucro che si chiama Sport e Salute, che tutti sono convinti che dia soldi, invece ha il compito di mettere a terra i progetti del governo, ha tanti aspetti. Dico solo e concludo che in attesa del sogno della nuova legge proposta dallo sport, supportata da 1 milione di firme, che spero arrivi presto, ma lo sport deve fare un salto di qualità, essere meno litigioso e fare sistema. Per fare questo dico solo che se la legge vuole portarci all'Everest e siamo al mare, facendo immediatamente dal mare all'Everest si muore soffocati, e questo è il rischio che corriamo in questo momento. Grazie al Presidente del CONI regionale Dino Ponchio per essere stato con noi, torneremo a parlarne perché mi sembra che la discussione non possa fermarsi qui. Presidente, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringrazio anche Roberto Nardi, Presidente della FIP della Pallacanestro del Veneto, grazie Roberto, e Patrick Pitton, Vicepresidente Vicario della FIGC, grazie Patrick, grazie all'Avvocato Stivanello, grazie al Presidente Peccolo, grazie al Segretario Giuseppe Gionfriddo, grazie a tutti e tre per essere stati con noi, grazie Corinna che ci hai dato una mano. Grazie a voi e buona serata. Io vi ringrazio per averci seguito. Adesso la linea come sempre a Diretta Studio, grazie per essere stati con noi e buona serata, arrivederci.